Bentrovati di nuovo insieme con il TG4, vi portiamo subito a Roma dove è stata presentata la 15ª edizione della Guida al cittadino. Casa come motivo di sicurezza e serenità in più per gli anziani. Come lo spiega in un vero e proprio vademecum il Consiglio Nazionale dei Notai. La guida è importante perché serve per far conoscere alle persone l'esistenza di questi strumenti che sono utili per garantire loro una vecchiaia tranquilla e dignitosa. Strumenti patrimoniali, opportunità e tutele per la terza età, il titolo del 15° quaderno tematico pubblicato dal Notariato in collaborazione con 14 associazioni di difesa dei consumatori. Si scopre così che oltre a pratiche già ampiamente diffuse, vedi la vendita della nuda proprietà, per monetizzare il proprio immobile senza perdere il diritto ad abitarlo, le strade sono tante, come pure la possibilità di ottenere assistenza materiale e morale utilizzando la casa come merce di scambio. È il caso del contratto di mantenimento, ad esempio, che prevede l'obbligo di provvedere vita naturale durante a tutte le necessità, garantendo il tenore di vita abituale in cambio di beni mobili, immobili o capitale. La guida è scaricabile gratuitamente sul sito www.notariato.it. Tema, quello della vivibilità per la terza età, che investe pure la politica. L'Italia è il paese dei patrimoni, insomma, personali e noi dobbiamo da un lato salvaguardarli e al tempo stesso assicurare anche dei passaggi generazionali e costruire strumenti sempre più idonei a fare in modo che il patrimonio non si trasformi, come spesso accade, addirittura in un problema. Bene, non ci resta dunque che ricordarvi